Riapertura al culto della cattedrale e la festa di San Gerlando sono stati il tema di una conferenza stampa tenuta dal direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Curia di Agrigento, Giuseppe Pontillo, e dal direttore dell'Ufficio Comunicazioni della stessa Curia, Carmelo Petrone. Presente alla conferenza il professor Panzeca, direttore dei lavori di messa in sicurezza del Duomo. Dopo 8 anni, un cammino lungo, intenso, un cammino faticoso che ha visto contrapporsi tante volte situazioni, richieste, visioni anche tecniche sulla cattedrale, finalmente si riapre al culto la chiesa cattedrale di Agrigento. È un momento molto importante sotto diversi aspetti. Sotto l'aspetto prima di tutto ecclesiale, perché viene restituita la chiesa madre alla comunità dei fedeli, viene restituita la cattedra al vescovo come luogo dal quale può guidare il popolo di Dio della Chiesa agrigentina. Dal punto di vista sociale, in maniera particolare per Agrigento, perché il centro storico privato del suo punto di riferimento più importante come monumento, che era la cattedrale, ha visto e ha sentito anche il mancato ritorno dal punto di vista turistico che questo poteva dare alla città stessa. Dal punto di vista sociale, perché credo che la cattedrale chiusa ha fatto perdere anche punti di riferimento alla nostra comunità. Pertanto la riapertura al culto, che avverrà il giorno 22 di febbraio alle ore 18, presieduta proprio dal cardinale Francesco Montenegro, sarà un momento ecclesiale, un momento sociale, un momento rivolto anche a tutti gli operatori. Sarà il primo momento, perché poi il 25, in occasione della festa del Santo Patrono San Gerlando, ci sarà la seconda convocazione a livello diocesano e cittadino, che vedrà la presenza di Monsignor Ignazio Zambito per presiedere alle ore 18 il pontificale nella festa di San Gerlando. La cattedrale è chiusa da 8 anni. Un anno fa sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Stiamo concludendo la parte interna, cioè tutto ciò che riguarda le rifiniture per rendere agibile la struttura. Dopo, anzi, già sono messe le catene in tiro, anche quelle in fondazione, sono state proprio ultimate in questi giorni. E quindi ci sono 17 catene che già in fondazione sono state collocate, quindi già la struttura possiamo dire che è sicura. E poi ci saranno delle opere di completamento, ma insomma sono secondarie, non sono essenziali per la messa in sicurezza. Quello che conta è riparlare in termini concreti di riapertura al culto della Basilica Cattedrale intitolata al patrono di Agrigento, San Gerlando. L'appuntamento più importante in occasione della ricorrenza del patrono è sicuramente la riapertura della cattedrale, che avverrà 3 giorni prima della festa patronale. Sul Colle siamo in attesa che venga presentato ora il progetto da parte del gruppo che è stato selezionato. Noi avevamo preso un impegno, che era quello di mettere in sicurezza la cattedrale, che ci fu detto allora essere importante e propedeutico, cioè da fare prima per poter fare i lavori sul Colle. Credo che la riapertura della cattedrale il giorno 22 serva da input per dire: ecco, la cattedrale è stata messa in sicurezza, viene riconsegnata, acceleriamo i tempi per poter non solo completare la progettazione, ma trovare i finanziamenti e iniziare i lavori sul Colle.